Ed ora diamo la parola al dottor Paolo Madeschi con la sua consueta rubrica 3 minuti per la tua salute. Oggi ha incontrato il dottor Mozzato, presidente della Casa del Girasole. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Videosound che parla dei problemi sociali e sanitari della nostra zona. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Mozzato Francesco, che è presidente della, associazione, ma la Casa del Girasole, che è una struttura molto conosciuta, e quindi lo ringraziamo di essere qui con noi e vogliamo sentire proprio da lui cos'è questa associazione Casa del Girasole. L'associazione Casa del Girasole è nata circa 20 anni fa per rispondere a un'esigenza reale del territorio, che era quella di dare accoglienza a giovani disabili che avevano terminato la scuola dell'obbligo e sarebbero ritornati nelle loro famiglie, spesso in situazioni di disagio, spesso in situazioni di emarginazione, perdendo tutte quelle capacità relazionali e motivazionali che avevano acquisito durante la vita scolastica. La mission che ci siamo data per raggiungere questi obiettivi è il lavoro guidato, nel senso che l'associazione prevalentemente attua attività lavorative assumendo delle commesse da aziende del territorio per semplici lavori di assemblaggio, di confezionamento e che siano in grado di essere alla portata di tutti i soggetti. Ecco, ci siamo dimenticati di dirlo perché magari c'è gente che non del posto che ci ascolta. Dov'è localizzata? Come si fa a raggiungere? Perché so che voi anche, se uno vuole venire a vederla, siete disponibili, no? La Casa del Girasole è nella ex scuola elementare di Isiata, che ci è stata data in comodato d'uso, in una sorta di comodato d'uso del comune di San Donà, e nella quale operiamo da 20 anni. Per raggiungerci basta seguire la strada per Isiata, anzi accolgo l'occasione, l'invito del dottor Madeschi per invitare chiunque volesse vedere come funziona una giornata tipo presso l'associazione, anche per rendersi conto che le esperienze dei volontari sono molto positive. Ecco, giustamente hai detto comodato, questo fa venire in mente, ma bisognerà anche pagare alcune cose. Com'è che vivete? Come vive l'associazione, come vive la scuola? L'associazione vive fondamentalmente perché il suo interlocutore è l'ASL. Noi abbiamo una convenzione con l'ASL, con l'ASL 10, il Veneto Orientale, la quale è lei che propone gli inserimenti dei disabili, è con l'ASL che vengono formulate i progetti di recupero, di crescita personale degli ospiti, e è l'ASL che ci fornisce la fonte di finanziamento principale, perché senza di lei ovviamente non potremo vivere. Bene, direi che è stato un incontro molto positivo, però lo avremo ospite anche la settimana prossima per sentire un attimino più dei dettagli della struttura. Un saluto e un arrivederci alla settimana prossima.